Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. In primo piano la cronaca con l'arresto del boss Rocco Morabito, latitante da 23 anni, è stato catturato in Uruguay, originario di Africa, dovrà scontare 30 anni, determinante per l'arresto le indagini condotte dai carabinieri di Reggio Calabria. Finito nella rete il re della cocaina, così era conosciuto a Milano Rocco Morabito, soprannominato Utamunga nella città meneghina. Era arrivato da giovane, aveva meno di 25 anni, conquistando i locali notturni. La dolce vita del boss, nato ad Africo 51 anni fa, forte accento reggino e abiti eleganti, gli investigatori gli hanno dato la caccia per 23 anni. La sua latitanza è finita in Uruguay, catturato in un hotel a Montevideo. Il boss dell''ndrangheta sarà estradato in Italia. A renderlo noto il Ministero degli Interni di Montevideo. Insieme a lui è stata arrestata una donna angolana con passaporto portoghese che, precisano le fonti, sarebbe la moglie di Morabito. Nelle operazioni che hanno portato all'arresto, confiscati tra l'altro 13 cellulari, una pistola, 12 carte di credito, assegni in dollari e 150 foto con il viso del detenuto. Morabito viveva in località Punta dell'Este da 10 anni, ufficialmente residente a Milano, cugino del boss Giuseppe Morabito, detto Tiradritto. Secondo l'accusa ha gestito per conto delle cosche un imponente traffico di droga dal Sud America verso Sicilia, Lombardia e Calabria, determinanti per l'individuazione e l'identificazione con il suo vero nome. In Uruguay viveva con il nome di Francisco Capelletto. Sono state le indagini condotte dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria e l'ufficiale di collegamento sul posto. Rocco Morabito dovrà scontare 30 anni di reclusione. Molte le reazioni. Il ministro dell'Interno Marco Minniti ha parlato di un importante risultato, i complimenti agli investigatori anche dal presidente del Senato Piero Grasso, frutto della cooperazione internazionale della lotta al crimine, per la presidente della commissione antimafia Rosy Bindi. Infine il deputato del PD e componente della commissione antimafia, il calabrese Ernesto Magorno, ha sottolineato la forza dello Stato.